Enit ha scelto di affidare la promozione del Veneto in Olanda a una nota influencer, Anna Noshin, in modo da andare a colpire la fascia giovane della popolazione con le bellezze UNESCO della regione. Sembra che il risultato sia positivo e che il target giovane risponda dando soddisfazione. Si tratta di una risorsa in più nel campo della comunicazione, utilizzando i nuovi canali digitali. L'età media dei turisti è calata e a loro l'influencer Anna Noshin farà da ambasciatrice digitale del Veneto, raccontando al pubblico dei Paesi Bassi ed europeo tramite i social Padova con i suoi cicli pittorici dell'affresco, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e le Dolomiti. I giovani, ricorda il presidente di regione Luca Zaia, sono ormai dei turisti nativi digitali e scelgono esperienze di viaggio esperienziali e coinvolgenti. I social con i loro influencer sono un canale importante da sfruttare con il giusto linguaggio e le tecniche corrette. Il Veneto, prima regione turistica d'Italia, può essere protagonista anche in questo, ha terminato il presidente Zaia. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento.